Bella raga, ciao a tutti dal Comendone veneziano. Allora, siamo nella stagione 89-90 e non siamo più con Larry Bird che siamo riusciti a portare a casa il titolo, ma siamo con Michael Jeffrey Jordan e l'obiettivo è portarlo nell'Olimpo della National Basketball Association. Ora, come prima cosa, andiamo a vedere i risultati precedenti. Allora, MVP sta letteralmente dominando, a parte il primo anno che abbiamo vinto noi con Larry Bird. Magic Johnson, ragazzi, che sta dominando la scena con 1, 2, 3, 4, 5.000 MVP, 5 MVP consecutivi. Matricola dell'anno è Danny Manning per il momento. Sesto uomo dell'anno Reggie Williams. Difensore dell'anno Hakeem Olajuwon per il secondo anno di fila. Giocatore più migliorato Muggsy Bogues. Ok, poi Albo d'oro, finalmente Boston batte i Clippers con Larry Bird che vince l'MVP dopo anni e anni di Los Angeles tra i Lakers e i Clippers che ne ha vinti due con Magic Johnson sugli scudi. Capi classifica per punti Mark Hagir 27.2 rimbalzi, Hakeem Olajuwon assist come sempre John Stockton, palle rubate Isaiah Thomas, stoppate Pat Ewing, minuti Reggie Killer Miller. Babini. Ok. Andiamo a vedere i roster. Intanto vediamo come giochiamo noi. Abbiamo Steve Kerr come playmaker, Michael Jeffrey Jordan e non servono diciamo spiegazioni. Chris Mullin alla piccola, Louis Long alla grande che è del punto debolissimo ma non posso più fare colpi purtroppo e però al centro Hakeem Olajuwon. Jordan Olajuwon, personalmente curioso di vederli insieme. Non ho potuto far molto altro. Roster. Andiamo a vedere Chicago, sicuramente un roster di tutto rispetto, ma non penso che siamo ancora pronti al titolo NBA. Poi abbiamo Cleveland con un Scottie Pippen in grande forma, ma il resto poca roba, anche se c'è un giovanissimo Vlade Divac. Poi abbiamo un Boston che comunque è orfana di Bird, Pat Ewing che è andato via anche lui dopo il titolo, Horace Grant, Drazen Petrovic, Dino Raja, Nick Anderson, tutti buoni giocatori, ma staremo a vedere. I Clippers invece hanno perso sia Jordan che Magic, quindi proprio sono da rifondare i Clippers. Poi abbiamo gli Atlanta Hawks che non è una buona squadra ma niente di eccezionale. Poi abbiamo i Miami Heat con l'olandesone Rick Smith e poi poco altro con Doc Rivers che sta salendo, ma non certo una squadra devastante. Poi abbiamo Charlotte Hornets, medi, Utah Jazz, nulla di che. I Sacramento Kings si sono portati a casa l'ala piccola Larry the Legend Bird, che ha portato a casa il suo secondo titolo. Eccolo qua, MVP 84, vinto da noi, MVP delle finali 89 l'anno scorso e campione NBA 81 e 89, 10 volte All-Star e gol. Quindi vediamo Larry nella nuova avventura. I New York Knicks nulla di che. I Lakers sono in ricostruzione con Worthy, Kevin Johnson, Parrish, che però è vecchissimo, e poco altro, con il mitico Pat Toscano. Poi abbiamo gli Orlando Magic di Houston. Ecco, diciamo Sean Kemp è sicuramente quello che può essere di più a 19 anni, anche però Meyerly non è una brutta squadra, giovane, vedremo. Poi abbiamo Dallas, hanno solo Aguirre, New Jersey Nets di Blackman, mamma mia. Denver, anche Denver, niente di devastante. Qua abbiamo Charles Barkley, ragazzi, che è veramente in crisi. Mamma mia, come mai è così basso? Ragazzi, Charles Barkley veramente, secondo me ha avuto un infortunio potentissimo. Cronologia. Ma in realtà no. Mamma mia, che Barkley scandaloso. È crollato Sir Charles e non si capisce il perché. Male Charles Barkley. Vabbè, vedremo come andrà a finire.
magari solo perché torna dall'infortunio, non lo so, mi sembra strano. Detroit, nulla di che. Houston, Stockton e Malone che non sono aiuta, ma a Houston possono fare la differenza. San Antonio con McHale, ex Boston. Phoenix, nulla di che. I Seattle Supersonic, che secondo me sono una delle favoritissime con Isaiah Thomas, Reggie Killer Miller e Joe Dumars. Minnesota, nulla di che. I Portland sempre con Clyde Drexler. David Robinson e Ron Harper per Golden State. E basta, è finita qua. Raga, ci becchiamo per il dopo regular season. Ragazzi, eccoci qua, l'ultima partita, Fioi 67-14, un record incredibile. Ho cercato di fare anche qualche scambio per avere delle scelte al draft. Vediamo se sto capendo, ragazzi, perché è un po' un casino sta cosa. Intanto simula fino a questa data e vinciamo. David Robinson MVP, cazzo, con i Warriors, quindi niente per Michael Jeffrey. Tim Hardaway, matricola dell'anno. Terry Porter, sesto uomo. Hakeem Olajuwon, difensore, e siamo noi. Rod Strickland, migliorato. Lamont Cook, allenatore, e Sidney Manning, amministratore. Peccato per Michael Jeffrey Jordan. Ok, però siamo ovviamente nel quintetto, ovviamente. Va bene. Ok, siamo contro Orlando, non dovremo avere problemi teoricamente. Ecco, ultime parole famose. Sembra avere un buon vantaggio e si vince. Adesso sistemare anche forse la panchina. Dai che però non dovremo avere problemi. Buono, buono. E Michael c'è, la 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 la. Ma scusa, ma vai, vediamo per sicurezza, controlliamo. Ma no. Allora. Vedi che è disattivato. Michael Jordan. Ok, adesso ce l'abbiamo. Che do coglioni. Posizione Michael. Dai, liberiamoci di Orlando. Dovrebbe essere una formalità, teoricamente, vedendo la regular season che abbiamo fatto. Entriamo in campo perché siamo solo a +2. Babba, grafica ancora curiosa, così. Vediamo la mano con Jeffrey. Yes! Ed è subito Michael Jordan. Guardalo. Abbiamo uno squadrone, ragazzi, alla Orlando Arena. Cosa ha messo? Attenzione. Mamma mia, fallo su Michael. Fallo su Jeffrey. Jordan ha già vinto un titolo con i Clippers e adesso prova a creare una dinastia con Chicago. Si vede che è un Jordan ancora giovane, il fisico e tutto. Grandi, ma possiamo andare. Passiamo agevolmente il primo turno. Simula turno. Attenzione, i Seattle fuori, cioè pazzesco. I Seattle Supersonics sono fuori. Incredibile.
mi davo come iper favoriti, crollano. Attenzione però che stiamo giocando maletto anche noi, Infatti perdiamo la prima, ero troppo sicuro, andiamo piano all'ultimo quarto, grazie. Dai, dopo una regular season così però non posso andare fuori al secondo turno. Occhio raga, occhio. 10 di vantaggio, dai. Ok. Voglio un ciclo Bulls, ragazzi. Voglio il ciclo Michael Jeffrey, lo pretendo. Siamo vicinissimi. E andiamo a vincerla. Voglio vedere una cosa. Eccolo, Sir Charles. Ah, ok, è tornato alla cifre, però ma non è sinceramente un Barkley molto deludente. Secondo me abbiamo beccato l'annata sbagliata di Sir Charles. Incredibile, incredibile. La stiamo dominando e la portiamo a casa. I coglioni, manca ancora una partita, scusate ragazzi. Il rincoglionimento è alto. Sì, dominio assoluto. Ok, simula turno. Qua abbiamo Golden State e Charlotte. Incredibile. Siamo contro Milwaukee. Stiamo prendendo le bombe da Milwaukee, in casa, attenzione. Devo entrare. Ma chi è che c'ha Milwaukee, scusa? Boh. 83 pari, siamo già in difficoltà. Era una volta che non avevamo una squadra da titolo, però che cazzo. Un po' di regular season, vai NJ. Now, here is Jordan. Down low. Yes. Here's Higgins. Non ci credo. Missing the go-ahead bucket. And they're set coach to take control of this game. Fallo di Michael, fallo di Michael. Incredibile. Sta succedendo l'incredibile. Non è ancora l'United. Bella. And the Bulls making a change here. First check in. Brewer is check in for Milwaukee. Cosa ha fatto Jay? As clutch as they come. Michael Jordan, a huge bucket. Rock shooting struggles again. 30 seconds. La real. Floyd passes to King. And that'll be 2 for Fallo di Olajuwon. on the phone with the foul. Olajuwon. And so he's picked up his final foul. C'è fuori per falli a King. Check in for the Bulls. Ed è subito dura, Beppe. È subito dura. Dennis Johnson's checked in for Milwaukee. Ah, che veloce che è Doesn't let Jay. the pressure get to him. Cool and confident from the line. Now here's Parker. Hammonds kicks to Curry. Jordan against Johnson. Jordan Lo sbaglio. shuts off. You expect to get E lo 2 prendo un po' la mano points. abituato con Bird. Pass to King. No, abbiamo proprio Dents the rim with a two-handed cazzo slam. frega, meno 3. This is why this team gives King the rock. They know he's capable of stepping up. King against Muller. Goes the pass to Curry. Jordan with it. Here is Curry. Bravo, un blocco per Kerr, grande Steve. Sensational bucket to bring them within one. Grande Steve, ma ragazzi, stiamo soffrendo già in casa con He Milwaukee. has ice in his veins. Biggest shot of the game, and he converts it. And there's the call. It's going to be an illegal screen. Godo, godo. Smart, you can
they look forward to commit those kinds of turnovers. He came in with the aggressive mindset, but Guarda che magretto che è già. and you hate to have a player foul out, but their depth could be an asset here, helping them weather his absence. Inside. No, errore colossale, ma non posso fare il play con un giocatore che non è un play. The ball. Yes. Me lo merito. We Me lo normally see merito. King fire from that area and closer. The rest of the way, they cannot afford empty possessions. Yeah, the clock is working against them. They may have to pick up the pace. Now here's Curry. Back to Jordan. Some nice ball movement here by Chicago. No, Pocket così. six. Mullins shot is off. We're gonna pull up. Andata, mamma mia, che male che ho giocato. Che male che ho giocato, ho capperato tutto, devo veramente trovare la quadra, e non posso fare il play con Jeffrey. Ragazzi, stiamo veramente rischiando, eh. Attenzione, qua abbiamo... No, questa la vinciamo. Ciao. Tutti i big sono usciti presto, comunque avrei veramente un'occasione importante. Ok. Beh, alla fine stiamo già portando a casa una finale, cacchio. Che l'obiettivo è proprio quello di portare Jordan ai massimi per poi magari un giorno, chissà, con Veneziano, batterlo. Con Larry Bird è andata malissimo, ha vinto solo un titolo, quindi male con Larry. Perfetto, siamo in finale contro i Warriors. Ok, delle finali, la prima gara la cominciamo, dopo le altre facciamo che erano Ron Harper, Gunner, Thompson, Chamber, David Robinson. Vabbè, cazzo, Robinson, sì, giusto, l'MVP. Ron Harper e Robinson. L'ammiraglio, ragazzi, siamo contro l'ammiraglio. We'll watch the Chicago Bulls in this one as they go up against the Golden State Warriors. I'm Kevin Harlan, joined by Clark Kellogg and Mike Fratello on the sideline. David Aldridge. Vai. Jordan che voleva la MVP subito quest'anno, ma forse è ancora presto. Vai. So Golden State will get the first possession. And so it's official, folks. The end. Facciano che cosa? No, scusate, vai. Concentration, please. Finali NBA. Here's Harper. Lets the free fly. Offensive rebound. Passes it to Robinson. Subito l'ammiraglio. Due errori pesanti per l'ammiraglio. Mattone di MJ. Kicks it out to Mullen. The pass to Jordan. There's the pick. The three ball. Bravo Michael. Ciao. And he caught that pass in full stride on his way to the big slam. Finta il tiro. E vai. Ron Harper. Ron Harper subito. Solo rete per Ron Harper. And that's exactly what they want to do. Get him open looks early. Harper's gone 1 of 2 from three-point land. Pass to Hammonds. Jordan up top. No, cosa ho perso? Devo veramente ambientarmi con Michael, mamma mia. Fallo. No good back, no good. Primo libero, mamma mia. Orrendo. Due liberi sbagliati. Mamma mia, ragazzi, stiamo sbagliando l'impossibile, però no good. Grande Olajuwon.
Mamma mia, che male che sto giocando, ragazzi. Però recupera palla bene. Michael, Jeff, Jordan. E qua voglio il replay su questa. Che sarà? Aspetta, no, ce la faremo. Eccoci qua. Non si può che partire con una schiacciata. No, eccola qua. Harness. Mamma, contro Ron Harper, perfetta poi. Ok, allora per cancellare non mi ricordo mai. Eccola qua. Michael, Jeffrey, Jordan e Godo. Explosive dunker. Now about 2 minutes gone here in the first quarter. And there's Ok, abbiamo cominciato, ho fatto anche... E adesso vediamo. E diciamo che gara 1 la stiamo leggermente vincendo. Godo. Inizio scoppiettante, raga, però una cosa... Non mi ricordo se ne ha già 2 o 1 di anelli. Già due anelli, 87 e 88, mamma mia, con i Clippers. Con i Clippers, ovviamente. Sì. Vai, gara 2, sempre alla Chicago Arena. Cazzo, che scoppolone. Ai ai ai, lo scoppolone. Scoppolone pesante. Altro che già vinta. Palla anche ai Warriors, bene. to the inside. Simmons. Male. Simmons slams it in. Great ball movement Anche from un po' Thompson, infortunato. showing a willingness to involve his teammates. Here's Jordan. Over Simmons. Ma No perché good on the tira shot così? long that time. Solid defense down low, defending the rim. Thompson. Penso. looking for an opening. È la difesa di MJ, ma l'ammiraglio è... Throws it down. Ragazzi, l'MVP della regular season sembra più forte. Jordan the pass to Grant. Jordan a screen on Thompson. Grant kicks to Jordan. E qua lo mandiamo al bar. And denied. He sends it Ah, right prendo over la stoppata. Timeout called the Warriors. Bravo l'Aju, buon Mafioi. Adesso crearmi dei tiri con Jeffrey, cazzo, ma dai, è ridicolo. And now I'll take it over to the sidelines and get a report from David 2.54, Aldridge. rischiamo di andare sull'1-1. Hey, Kevin. Hey, during that last break, I heard the Warriors coach as he addressed the team, and he was real calm during the timeout. He was smiling when he told the team, "We're up. Game plan is working. Go out there and have fun." It's always fun when you're up late. Buona difesa qua dei Thank you, Bulls. David. Just 5 to shoot. There's a good screen. No, Goes da up from solo the top of Harper the però, key. quella, il ferro No sputa. good. Well, I cannot believe he didn't capitalize there, and neither can he. Mullen dishes to Jordan. Eccolo qua. Fallo, ma non vado a canestro, As the ma whistle porca blows, miseria. he'll shoot 2 free throws. Smart play that time by Jordan. Using 21 punti a referto per Michael. and he bit. Queste finals. Good on both. A great foul shooter, and he delivers there. Really key in a tight game. Outside Harper. Now the pass to Robinson. Oh, c'è l'ammiraglio. Back to Harper. Out to Thompson. Golden State moving the ball around. Grande difesa anche qua dei Bulls. Robinson for 3. Buono, buono. It's all in Ferro by the sputa, Bulls. mamma mia come godo. He's got 6 rebounds in the game. Driving the lane.
Olajuwon, right side. That drops Hakim, comes off the Olajuwon, assist godo. from Jordan. Jordan's got 9 assists Non now. siamo ancora i protagonisti assoluti. Now here's Harper. Here's Robinson. Olajuwon Robinson vuole fare tutto da solo, l'MVP. on the wing, Mullen. Pass to Chapman. Kicks it to Jordan. Tries it from now. Michael, And the yes! Bulls tack on 2 more. And now we'll get perspective here on how the hustle game is. Stiamo riprendendo, calma adesso. They've done a great job of challenging every shot they can. Their totals in the block column are a result of that aggressiveness. Robinson, che ne sbaglia un altro, ma non c'è più in partita Robinson. Now here's Jordan. After David Robinson. Michael! Michael! Mamma mia, sei svegliato. Michael. Cioè, There's 53 seconds left in the fourth quarter. There's 53 seconds left in the fourth quarter of this one. Oscar Robinson. funziona ancora l'ammiraglio. Qua fa una gran cosa, ma Olajuwon! No, vero, non c'è più Robinson. Outside Jordan. Mullen passes to Jordan. Ma non posso Here's far così. Chapman. Just 5 on the Bellissimo clock. scarico, Michael Jeffrey Jordan. Ragazzi, Jordan ha preso in mano tutto. Doesn't shy away from big moments. Timeout called the Warriors. They're trailing by 3. There's 21 seconds Divide left to pure. play in the final quarter. Guys, your thoughts? I think if they leave the three-point shot open, you take it, but it may be safer and wiser to get a quick two and then foul. Well put, but they shouldn't force something up here. They have to be smart. Ron Harper ci prova. Here's Harper. And again, no good by Golden State. Ragazzi, veramente ha sbagliato tutto quello che poteva Robinson, l'ha sbagliato comunque. Olajuwon sbaglia il primo libero della linea della carità. Secondo va. E andiamo sul 2-0 e adesso andiamo a San Here's Francisco. Chambers. Another miss, and they desperately need a bucket. And Yes. so the big win by Chicago, and it 2-0 e si gode. that concludes game 2 of the NBA. Come l'ho ribaltata, raga, come l'ho ribaltata. Clark. Buono, andiamo. Ragazzi, qua rischiamo il 3-0. Oh yes, mamma mia. Rischia il cappotto Golden State. Forse no, però. Siamo vicini. Ci provo, ma è uno. La vedo un po' dura. Un po' di orgoglio per i Warriors. 1:35 left in the fourth. Pass to Robinson. To the middle. Here's Thompson. Good, and the assist goes to Robinson. Credo sia finita ormai. Robinson's got 5 assists in the game. Staying nimble inside, Thompson manages to find his way to a look. Olajuwon with a screen on Thompson. Michael. 3 from Jordan. Robinson Niente da goes fare. Andata. Questa è andata e non me l'aspettavo così. Perdiamo di 8. 3-1. Torniamo a Chicago. Vediamo se i Warriors hanno una botta d'orgoglio.
E invece credo proprio di no. E ragazzi, MJ è già il terzo titolo NBA. You have to like what we've Primo seen a from them Chicago. defensively. E They've si done well gode. contesting shots and have managed to come away with some blocks. I love the fact they've done tremendous work on the offensive glass. A lot of second chance opportunities as they've kept that ball alive. Chambers is checked in for the Warriors. And so another incredible Vinciamo il titolo NBA, ragazzi, subito. Quello che abbiamo fallito con Bird, però è chiaro che avversari un po' diversi. Yep, I agree. Their defensive rotations have been outstanding. I mean, they've been trying to challenge every single shot. Really love the effort tonight. Facciamo divertire Jeffrey. Mamma mia, da sotto sono una pippa, però. So che l'MVP sarà Olajuwon, credo, vedremo. Giving him the business all night. He felt he could get a bucket anytime he wanted to. And it's the Warriors with the ball. Following the miss by Michael Jordan. Harper. From the arc. Madonna, Olajuwon c'è Olajuwon Jordan, una coppiata a dir poco afrodisiaca. No good from Jordan. Devo imparare questo tipo di canestri, però, Here's Connor. Olajuwon with the block. Mamma mia, Olajuwon devastante. Jordan. Oh, and it's over. The Chicago Bulls are the new Chicago Bulls vincono il primo titolo NBA. all the travel, all the practices, all the meetings, all the games, wins and losses. Primo titolo anche per Olajuwon. The exhaustion culminating in L'ammiraglio, via. And whenever you win the NBA championship, there is a level of accomplishment and excitement that really can't be matched. E arriva subito il Amazing titolo. to have accomplished this goal. È chiaro che arriveranno tanti campioni. Sarà dura, non vince, cioè, The noi cerchiamo di creare la dinastia, ma non sarà semplice. Is going crazy. The bench loves it. The fans obviously overjoyed. This is one of those moments these players will never forget. Now, let's Buono. take to the presentation. Eccolo qua il trofeo. O'Brien Trophy. Campione, ale, ale, ale. Olajuwon MVP delle finals, giusto così. Non è ancora il momento di Michael Jeffrey. Grande Hakim. Non pensavo di vincere il primo anno, però mi hanno sorpreso certe squadre che veramente sono crollate. Olajuwon MVP, ma che sboccio, 28, quasi 30, quasi 29 punti, 11 rimbalzi, devastante. E godo. Ritiro giocatori, si ritira. Vediamo. Diciamo dei super conosciuti, almeno da me non vedo nessuno di devastante. Ritiri staff, ciao, a Messi Hall of Fame, George Gervin. Vediamo cosa ha vinto in carriera. 9 All-Star, basta. Ritiri maglia, Walter Davis e George Gervin. Cambiamenti storici. Cambiano molte cose per i Bulls, però non cambia un cazzo. Riunioni Lega. Ok. Lotteria draft, vediamo. Ci siamo anche noi, vedi? Vedi? Eccolo là. Vedi che ho capito, vedi che ho capito. Cazzo, 2 scelte dovrei avere, spero. Cazzo. Stiamo facendo merdone, eh? Andiamo veloce perché sennò... Ok, noi abbiamo la... No, vedi che sbaglio dopo. Ma perché? Cos'è che sbaglio? Abbiamo la 27esima e basta. Ma perché? Cos'è che sbaglio? Niente. Pensavo di avere qualcosa, non c'ho niente. Beh, forse perché ho vinto, non lo so.
Ok. Che palle però. Ho messo Anthony Mason, ragazzi, che purtroppo mi ero dimenticato di metterlo nell'anno giusto. Non potevo mettere un giocatore che non c'è. Ma invece che voglio mettere assolutamente draft NBA si comincia 1990. Vediamo Utah chi prende. Proprio Anthony Mason alla Albany State. Grande Anthony Mason. Miami Heat, Gary Payton, che ha vinto il titolo se non erro a Miami. Grande Gary. Vari Phoenix hanno 2 scelte addirittura. Douglas Poole e Derek Coleman. Boh. Kendall Gill, Dennis Scott, Mohamed Mahmoud Abdul Raif, Terry Mills, andiamo fino alla 10ª. Brian Childress, Leon Goodwill. Cazzo, come dovrebbe avercela fatta stavolta? Boh. Madonna, abbiamo dei fenomeni. Antonio Dio. Vai. Va bene. Quindi Anthony Mason, prima scelta di Utah. Sinceramente, Tony Kukoc, è vero, Tony Kukoc ai Timberwolves. Cedric Ceballos ai Warriors. E vabbè. Perfetto, raga. Raga, ci becchiamo il prossimo anno da campioni in carica. Ciao!